È iscritto a parlare per la maggioranza l'onorevole Sale, ha 10 minuti di tempo, prego. Grazie Presidente. Un saluto a tutto il Consiglio, ai consiglieri, alle consigliere. Un saluto a tutto il popolo sardo, agli uomini e alle donne di Sardegna. Mi trema un po' la voce perché oltre a emozionato sono commosso. Non credo che in nessuna regione italiana succeda quello che è successo oggi. Non credo che nessuna storia delle regioni italiane abbiano una storia intensa, forte, come la storia della Sardegna, e cioè una storia di una nazione compiuta. Perché si è fermata oggi la Sardegna? Nelle scuole, nelle università, nei posti di lavoro, festeggiano qualche cosa e festeggiano un messaggio fortissimo e chiaro che proviene da quel periodo cosiddetto rivoluzionario, antifeudale, incarnato da un personaggio grandioso come Giovanni Maria Angioui. E te non narra da Giovanni Maria Angioui. Innanzitutto una lezione etica, poetissimo di ad essere padrone, re, rocco, ricchissimo, proprietario di quest'isola. E fa un'altra scelta, nobile, di altissimo livello, dedica la sua vita e questa rivoluzione alla nazione e al popolo sardo, alla sua libertà e alla sua indipendenza. Questo non se n'ende. Un messaggio intimo nostro di atteggiamento, che non è l'appropriazione per il nostro benessere, ma è un messaggio per il benessere collettivo a tutta quanta nazione. Questo è il primo passaggio. Secondo, una rivoluzione sociale, passare oltre lo Stato feudale, andare verso nuove forme moderne di partecipazione e di vera democrazia, un'altra rivoluzione. Praticamente ha aperto, grazie, una fase moderna e storica che non sono i Savoia a chiuderla, e tantomeno lo Stato italiano. Toccava solo ed esclusivamente a noi e a questo popolo chiudere quella fase. Bene hanno fatto i comitati a inventarsi Sadia della Sardegna, ma Sadia della Sardegna ha da venire. Che Gian Maria Angioui, Cilocco e Mundula parlavano chiaramente di nazione, di Stato indipendente, di una Repubblica che deve irrompere nel consesso europeo, mediterraneo, universale nel mondo intero. Questo popolo, noi siamo molto lontani da quella storiografia della sconfitta, come nos hanno imparato. A noi non nos hanno sconfitto, abbiamo semplicemente perso battaglie. E questa è una battaglia persa, ma la guerra è il destino nostro, vogliamo vincere noi sì. Abbiamo fatto già cenno alla grandissima civiltà nuragica, 1400 anni, già cenno al periodo 400 anni di libertà giudicale e a questa rivoluzione che ci sta dando traiettorie chiarissime dove dobbiamo portare il nostro popolo. E dobbiamo ricordarci una cosa, che questo governo rappresenta semplicemente il 18% dei sardi. Quindi ci impone uno sforzo enorme, disumano, affinché vengano coinvolti tutte le rappresentanze della nazione sarda. Dobbiamo aprire questo consenso, quest'aula, e farli partecipare tutti, se non siamo illegittimi rispetto al governo di Roma, rispetto alla comunità europea.
un grande sforzo di partecipazione e dobbiamo sempre avere chiaro e in mente gli insegnamenti dei nostri padri fondatori e Gian Maria Angioy è uno di questi padri. Credo che questo governo abbia tutta la sensibilità di rispettare queste tracce, queste radialità liberanti, liberatorie, progressive, progressiste che la storia raffinatissima del nostro popolo ci impone. Stiamo uscendo da una fase di una coscienza depressiva, che la storia che ci hanno raccontato da perdenti è falsa, ma noi stiamo prendendo coscienza e stiamo entrando in una fase di acquisizione di una coscienza del valore, un'acquisizione di questa coscienza che deve essere ovviamente critica, altrimenti cadiamo nel più bieco su nazionalismo, e stiamo proponendo e siamo sicuramente, se ne percepisce tutto, l'emozione, la passione, la voglia di chi è fuori da questo Consiglio regionale, che stiamo andando verso una nuova esistenza libera. E sono certo che questo governo stia dando speranze forti, si percepisce anche fuori, lo dobbiamo amplificare questo tipo di percezione, perché abbiamo un grande dono noi sardi, oltre a questa potenza interiore che ci proviene da questa storia intensa, liberatoria e liberante. Noi siamo destinati oramai e sempre andare a innanzi. Noi non possiamo tornare indietro, perché indietro non sappiamo dov'è. Un augurio a tutti e largos annos verso questa esistenza libera. Grazie. Grazie consigliere Sala.